Sono passate 3 settimane dall'inizio del nuovo semestre e ormai conosco bene quasi tutti i miei compagni di classe. Garrone, che per una malattia è stato assente da scuola 2 anni e per questo è più grande di noi. De Rossi, che è il primo della classe e ci batte tutti, in tutte le materie. E anche il povero Crossi. Abbiamo un buon carico stamani. Spero di vendere tutto, caro. Certo, venderemo tutto, mamma. Auguriamocelo. Verdure, verdure fresche, ortaggi appena colti, verdure, verdure, verdure fresche, verdure. Buongiorno, verduraia. Buongiorno, signora. Mi dica pure cosa desidera oggi. Una melanzana e dell'insalata. Ecco a lei. Crossi è un altro dei ragazzi della mia classe. La sua famiglia è molto povera. E lui ogni mattina deve aiutare sua madre a vendere gli ortaggi. È molto timido e credo che ancora non si sia fatto nessun buon amico a scuola. Grazie. Verdure, verdure fresche. Oh, buongiorno, mia cara signora. Cosa possiamo darle? Abbiamo molte cose buone stamattina. La ringrazio, ma ho bisogno solo di un po' di insalata e qualche pomodoro. Ma quello è Crossi. Sì, è proprio lui. Ma lasciamolo in pace, forse non vuol farsi vedere da noi. Già. Adesso vai, caro, e non preoccuparti per me. E mi raccomando, cerca di fare del tuo meglio a scuola. Va bene, mamma, tornerò ad aiutarti alla fine delle lezioni. Tu aspettami qui come al solito. D'accordo. Ciao. Di nuovo in ritardo, eh? Oh. Scommetto che sei stato a vendere le verdure con tua madre. Non ti ricordi che abbiamo la prova di ortografia oggi? Ti stavamo aspettando da un pezzo. Perché? Ecco, c'è qualcosa che voglio chiederti. Appena il maestro darà il compito, tu lo ricopierai in bella calligrafia per me e me lo passerai. Io? Ma io non posso. Non vuoi accettare? Ma se il maestro Perboni ci sorprende si arrabbierà moltissimo. Andrà tutto bene, non ci scoprirà. Capito? Forse non sei d'accordo? Sarà meglio che tu pensi bene a chi devi portare rispetto, sia al maestro Perboni o al signor Franti. Veramente io... Senti, ti assicuro che sarà molto peggio per te se non farai esattamente come ti dico. Crossi, cos'è successo? Ehi, Franti, per caso stai di nuovo facendo il prepotente? No, ecco i 3 amichetti. Volete ficcare il naso anche in questa faccenda? Io non gli ho fatto niente. È proprio vero, Crossi? Sì, è così. Anzi, Crossi è un nostro amico. Vero, carino? Cosa c'è, Crossi? Rispondi, o i tuoi 3 amichetti penseranno che ti stavamo veramente dando fastidio. No, non mi stavano facendo niente. Visto? Vi consiglio di non darvi troppo le arie da bravi studenti e soprattutto di non ficcare il naso negli affari degli altri o ve ne pentirete. Andiamo, ragazzi. Franti è un ragazzo violento e prepotente, un vero mascalzone. È stato già cacciato da 2 scuole elementari e se ne vanta anche. Ehi, pista! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Però se sei riuscito a concludere qualcuno dei tuoi affari, per caso? Lascia stare, non ho tempo. È solo che mi sono preparato benissimo per l'esame. Ho una preparazione. Preparazione? Già, mi riferisco a questo. Guardate, ragazzi, che ve ne sembra, eh? Opla! Sono furbo, vero?
che cosa significa? È semplice, ho copiato sulle unghie delle mani tutte le parole che potranno essere nel compito di oggi. Funzionerà benissimo, vedrete, ragazzi. Così abbiamo cominciato il primo compito di ortografia del nuovo anno scolastico. Ma la cosa che mi preoccupa di più è cosa succederà se il maestro Perboni scoprirà l'imbroglio di Garoffi. Che cosa succede, Garoffi? Niente, signor maestro. Stai attento, ragazzo. Vedo che hai dell'inchiostro sulla bocca. Non dovresti bere l'inchiostro. Sì, signore. Ehi, Stardi! Fammi dare un'occhiata, per favore. E su, ti prego, Stardi, dai! Ai, 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 oh! Ah! Garoffi, che succede ancora? Niente, signor maestro, mi si era addormentata una gamba, ecco. Garoffi, la tua gamba si addormenta quando cerchi di copiare? Mi dispiace, signor maestro. Silenzio, ragazzi. Stardi è un bisbetico e non vuole parlare con nessuno. Specialmente durante i compiti in classe, chiunque cerca di parlare con lui si prende come risposta un bel calcio sugli stinchi. E questo è Votini, uno snob. Suo padre è uno degli uomini più ricchi di Torino. Si dà sempre tante arie e mette in mostra tutti i suoi oggetti e gli abiti di lusso. Per questo è un ragazzo poco simpatico a tutti. È molto vanitoso ed è geloso di De Rossi, che è il primo della classe. Carlo Nobis ha qualcosa in comune con Votini e sembra che vadano abbastanza d'accordo. Il padre di Carlo Nobis è un membro dell'Assemblea cittadina di Torino. È per questo che lui si ritiene una persona importante almeno quanto il padre. È un ragazzo prepotente, ma il peggiore attaccabrighe è Franti. Non c'è proprio dubbio. Allora, ti decidi o no? Che cosa succede là? No. Al diavolo questo maledetto compito. Povero me, sono perduto. Ragazzi, chiedo di consegnare.
Ero convinto che avrebbe...